di verità, stavamo tutti chiacchierando tra di noi, divertendoci, ridendo, e poi tac, sono iniziate le riprese, ma lo lasciamo in ogni caso perché dovete vedere che, insomma, qual è la verità. Allora, sono qui con Maria Grazia, che è la più timida del gruppo, allora l'abbiamo incastrato proprio lei. Senti, una ragazza che suona le percussioni, che fa i cori in un gruppo di musica, diciamo, di genere medio orientale, come mai? Sicuramente la passione. Poi per quanto riguarda il fatto che una ragazza che suona le percussioni, magari adesso ce ne sono abbastanza che suonano le percussioni, direi anche brave. 10 anni fa, quando ho iniziato io, magari eravamo tanto in poche, ecco, un genere un po' più ristretti, soprattutto a Cagliari, si faceva soprattutto latinoamericano. Però la passione per la musica medio orientale l'ho sempre avuta, l'ho sempre coltivata, e adesso con Isdenora ho potuto finalmente suonarla un po'. E quindi bisogna, insomma, ringraziare per tutto questo il vostro guru, che è appunto Marcello Leda, capitano, capitano di questa formazione, timoniere di questa nave dell'Isdenora, piena di pirati, come potete vedere, che vanno sempre all'arrembaggio. Vediamoli un pochino all'opera, l'Isdenora. Chi tiene fortuna e chi ne è chi vive pure, chi ne è se non c'è mancuno, chi mi ora tu che tristura. Andaci, 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 andare. Basta chi canta chi sali la cantilena. Pare chi viva in dome cent'allena. E noi chi cambia chi ne, noi chi si picchi ne, noi bonai. Ma si don una mano ne potinai e si don su coro ne potinai e si don sa vita ne potinai. Chi vendi natura, chi vendi profura, chi poni a luna, si non tieni spissura. E pochine che mi pongan mai. E pochine non vedi mai. Ricca interesse sa vita terrena. E no è chi cambia chi ne, no è chi si picchi ne, no è bonai. No è chi si picchine, no è chi cambiacchine, no è bonai. Ma si don una mano ne potinai e si don un su coro ne potinai e si don sa vita ne potinai.